Sgomberata in mattinata l'ex torrefazione Vescovi, occupata meno di un mese fa dai militanti del Gramigna. Il blitz alle 7 quando l'edificio era vuoto. Leggere tensioni quando i manifestanti hanno provato a bloccare il corteo delle Vespe. Il sindaco: la legge va rispettata. I militanti pronti ad occupare un nuovo stabile. Fiori anche davanti alla questura Patavina da parte dei colleghi padovani e dell'amministrazione comunale nei confronti dei 2 agenti tragicamente caduti a Trieste. Anche Zaia esprime la propria solidarietà. Un saluto particolare lasciatemelo fare alle forze dell'ordine e esprimiamo anche la vicinanza per quello che è accaduto. Ferriol è pronta a voltare pagina. L'ecomostro ha un nuovo padrone. Dopo 10 anni la struttura dei 3 piani più interrato è stata venduta all'asta. Cinghiali pericolo pubblico quando sono per strada, ma invece di tenerli alla larga c'è chi li alimenta. Ancora erba alta nei principali argini. I cambiamenti climatici costringono a cambiare strategia per gli sfalci e la cura del verde. Biciclettata contro il consumo di suolo. Padova rischia di diventare un'enorme distesa di cemento. Il grido d'allarme. Terzo festival regionale delle Proloco Venete a Piazzola sul Brenta. Tra gli stand le realtà locali promosse e valorizzate dai volontari. Presenti alla cerimonia politici locali, regionali e nazionali, a cui il Comitato delle Proloco chiede di snellire la burocrazia. In 5.000 piazze italiane torna la mela rossa di AISM per la lotta contro la sclerosi multipla. Una piazza bio tra alimenti e oggetti ecosostenibili. Torna il biologico in piazza. Il ghetto si tinge di colori tra fiori, zucche e piante ornamentali. Molte le iniziative in questa domenica tra le piazze, tra funghi e arte. Le Vespe tornano ad invadere il centro di Padova, un evento dedicato alle 2 ruote che raccoglie fondi per la missione dei frati cappuccini. In Prato presenta anche un'esposizione dedicata agli amanti delle 4 ruote. A Montagnana, tra acrobazie e storia, torna l'Air Show. A Mestrino si seguono le orme della 1000 miglia.